Amici di Skate Italia, appassionati di hockey, ben collegati dal Paladante per la settima giornata del massimo campionato nazionale femminile. Un cordiale buon pomeriggio da Gabriele Pellizzaro. Si affrontano Hockey Trissino contro Newco Roller Matera, una sfida d'alta classifica, quella tra le due formazioni, in quanto il Trissino per ora occupa la prima posizione con 13 punti conquistati. Il miglior attacco per le ragazze di Carlo Bertinato. Segue proprio il Matera a pari punti, sempre 13, ma con una partita in meno per le lucane, con con la migliore difesa, con solo 6 gol subiti per le ragazze di Valerio Antezza. Le ragazze invece di Carlo Bertinato, che arrivano a questa sfida dopo la vittoria in trasferta per 9 reti a 0 contro l'Hockey Club Emilia, mentre il Matera arriva invece dalla vittoria esterna, anzi possiamo dire anche le due vittorie esterne contro le due squadre viareggine, il 6 a 1 contro la Pumas e poi la vittoria in casa contro il Viareggio Hockey per 12 reti a 1. Ricordiamo poi che questa è una sfida particolare, in quanto le due formazioni si incontrano dopo la Supercoppa europea, scusate, la Supercoppa italiana, in cui hanno avuto la meglio le lucane dopo aver perso proprio qui al Paladante per 5 a 4. Le ragazze di Valerio Antezza sono riuscite a ribaltare il risultato alla Tenso Struttura, vincendo poi per 5 a 3. Una vittoria, quella del Trissino, qui al Paladante, datata 19 ottobre dello scorso anno, che ha interrotto una striscia di vittorie clamorosa, quella del Matera. Pensate, 41 vittorie consecutive. Le ragazze lucane non perdevano dal 16 giugno del 2022. Una squadra, quella di Mister Antezza, che negli ultimi anni sta dominando l'hockey femminile, avendo vinto 4 campionati, 4 Supercoppe e 2 Coppe Italia. Invece in Europa non è riuscita a fare lo stesso percorso. Ricordiamo poi che all'inizio di questo anno ha dovuto anche rinunciare al percorso appunto europeo per questioni economiche. A prendere il suo posto è stato proprio il Trissino. Ancora 0 punti le squadre di Bertinato, ma tanta esperienza acquisita dalle giovani ragazze. L'ultima sconfitta a casa del Sardagnola per 3 reti a 0. Abbiamo i quintetti scelti dai rispettivi allenatori. Rossato in porta per il Trissino, con Tamiozzo, Cazzola, Bertinato e Rubega. Partono dalla panchina Cailotto, Tofanin, Boscaro, Mecenero e Sanson. Per il Matera invece Meneghello in porta con... no, scusate, Gaudio in porta con La Polla, Tarrida, Maniero e Luisa Lamacchia. Louis Side, il direttore di gara. È iniziata il settimo turno di campionato tra Trissino e Matera. Primo possesso per le padrone di casa, ora con Rubega che non riesce a farla passare. Chiude bene Berta Tarrida lungo la verticale. Ora il Trissino prova a distendersi, intercetta però la macchia. Primo possesso pulito quindi per il Matera. Tarrida, gancio su Cazzola, la lascia sul posto. Tarrida, l'assist al centro, la parata di Rossato in due tempi. La prima palla gol per il Matera arriva dopo poco più di 30 secondi giocati, con la macchia vicina a sbloccarla. Bertinato, Tamiozzo, Rubega ad occupare l'area di rigore, sporcando anche la visuale di Gaudio. Poi si insacca sul retro della porta, ma l'ultima a toccare è una giocatrice lucana, e quindi punizione in favore del Trissino con Bertinato e Cazzola sul punto di battuta. Larga invece Tamiozzo, conclusione dalla distanza di Cazzola, sporcata dalle stecche avversarie. Poi la Polla commette il primo fallo di squadra della giornata.
Rubega e Bertinato sul punto di battuta. Occhio all'inserimento di Tamiozzo sul secondo palo, seguita bene da Chicca Maniero. Si conoscono bene le due giocatrici. Poi conclusione da fuori tentata proprio da Tamiozzo, respinta da Gaudio. Ora la Polla deve uscire al Matero dalla propria metà campo. Intercetta palla Tamiozzo, occhio al break. Tamiozzo, Rubega, occhio Bertinato nel centro. Rubega cerca la conclusione, troppo alta la sua mira e quindi recupero per il Matera che imposta con la Polla. Tarrida in verticale a cercare Maniero, deviazione sotto porta che finisce larga rispetto ai pali difesi da Stella Rossato. Ora Tamiozzo si mette in proprio raso terra che Gaudio allontana con la stecca, poi Bertinato commette fallo. Punizione già battuta dal Matera con Tarrida che ora prende spazio. Le due giocatrici più esperte del Matera a impostare l'azione, la Polla e Tarrida. Maniero, Tarrida, si fa vedere la macchina nel mezzo, si inserisce centralmente la Polla che poi allarga. Usa la macchina, poi si fa anticipare da Tamiozzo, corre Rubega, stringe Bertinato. Rubega forse gli rimane sotto la sfera, ma comunque alla conclusione accompagnata, parata sul suo palo da Valentina Gaudio. La Polla rischia molto sul pressing di Bertinato, ancora la Polla al limite, vuole piazzarla, la tocca Stella Rossato che allontana il pericolo. Ancora Matera in possesso, si allarga sul rovescio la Polla, lascia poi palla a Tarrida, arriva in corsa Maniero, pallina in avanti, la tocca Cazzola, poi Tamiozzo a pulire la propria tre quarti. Porta palla la capitana, si inserisce, trattenuta e il fallo al limite dell'area di rigore secondo Luis Said. Non è dello stesso avviso Elena Tamiozzo, voleva il rigore. La capitana del Trissino. Questa volta è Bertinato a dare fastidio alle visuali di Gaudio. Tamiozzo, Rubega, pallina nel mezzo, allontana quel che riesce Gaudio, poi pallina giocata in verticale, arriva l'anticipo di Tamiozzo sul retroporta, lo scarico al centro per Bertinato che di prima intenzione non trova la porta. Il Trissino cerca di rimanere in attacco, però non si capiscono le due attaccanti del Trissino. Occhio la Polla che può mandarla in verticale, gli rimane sotto la sfera. Allora deve impostare ancora la capitana del Matera e della nazionale italiana femminile. Ancora la Polla che vince il contrasto, gancia in area di rigore, chiusa da Bertinato. Poi Tamiozzo, spazio ora per Rubega, può correre 3 contro 3, stringe Cazzola al centro. Rubega schermata da Maniero. Sentite anche le indicazioni di Carlo Bertinato in panchina. Tamiozzo al centro, respinge Tarrida, la Polla se la accomoda sulla stecca, ancora in avanti poi a trovare la spagnola. Poi Cazzola anticipa bene la macchia. No, occhio al break del Trissino, 4 contro 3. Rubega per Tamiozzo al centro. Bertinato nascosta dalla figura del portiere. Ora Cazzola ancora a recuperare per il Trissino. Retroporta attaccata dalla Polla, raddoppiata da Tarrida. Ma contrasto ancora la più giovane marcatrice della storia della nazionale italiana. Bertinato forse trattiene anche Chicca Maniero che recupera palla per le sue compagne. La Polla aspetta l'inserimento di Tarrida, poi la macchia si fa sentire sulla sua stecca Rubega. Maniero sbaglia il retropassaggio e allora gioco passivo per le lucane. C'è qualche movimento in panchina di Valerio Antezza. Pronta Larissa la macchia. La conclusione ancora di Bertinato. Concentra però lo specchio della porta. Tarrida rischia qualcosina. Eccolo l'ingresso in campo di Larissa la macchia al posto della sorella. Cazzola va in accompagnata, larga. Poi Larissa la macchia a contrasto con Rubega. Arriva anche la Polla in soccorso. 1 contro 2. La Polla lato corto dell'area. Permette al Trissino di riposizionarsi in difesa. La Polla. Stringono Tarrida e Maniero.
cerca di sfondare sulla destra la Polla, lo scarico all'indietro per la conclusione di Maniero, troppo debole però. Ancora il Matera in possesso con la macchia attaccata da Cazzola che recupera, prende gli applausi da Carlo Bertinato e Tamiozzo poi a impostare per le proprie compagne. Cazzola e Tamiozzo lungo le linee di metacampo, si inserisce Cazzola, occhio alla pallina nel mezzo a cercare Bertinato, ancora nascosta sul secondo palo. Poi a contrasto una sorta di 2 contro 2, arriva la Polla a strappare la palla a Cazzola, ma Rubega insiste, non c'è nessuna compagna da servire e allora la Polla può impostare la Maniero nel mezzo, la respinta però di Stella Rossato. Ancora possesso del Matera con la rissa e la macchia. Maniero. Occhio il movimento di Tarrida, legge tutto, Bertinato attacca la porta alla numero 4. Matera però si rimposta in difesa e allora ricomincia anche il Trissino con Rubega e Tamiozzo. Pallina nel mezzo a cercare Cazzola. Legge bene la difesa del Matera, ora ancora Tamiozzo vince il contatto, Tamiozzo, Gaudio quasi se la ritrova lì e poi da pochi passi Sofia Bertinato la sblocca al 7° di gara. Basta il tocco da pochi passi della 4 trissinese e Trissino in vantaggio con Sofia Bertinato. Brava a insistere, a seguire anche l'azione la classe 2007 che firma il suo 7° gol in campionato ed è 1-0 Trissino. Vediamo come risponde la squadra di Antezza. È entrata anche Boscaro al posto di Rubega. Tarrida al centro che passa, brava Rossato a vincere il contrasto con la rissa alla manca, forse dimenticata dalla difesa del Trissino. Ora Tamiozzo sfonda sulla sinistra, pallina nel mezzo per ancora Bertinato, Gaudio quasi se la ritrova lì, arriva poi Boscaro ma recupera il Matera con Tarrida. Ora si alzano i ritmi al Palladante, la Polla può attaccare, difende bene palla ma la scherma altrettanto bene Emma Cazzola che poi va a lottare sull'angolo. La Polla contro Cazzola, sfida tra le due, fischio dell'arbitro e attenzione, provvedimenti per le due giocatrici, giallo per la Polla, giallo per Cazzola. Sull'ultimo contrasto all'angolo si sono trattenute le due giocatrici che hanno difeso insieme la maglia della nazionale italiana all'ultimo europeo. Difesa altissima quella di Carlo Bertinato. Sentite come Carlo Bertinato indica l'autrice del gol dell'1-0 di stare attaccata alla propria marcatrice. La Polla contro Cazzola, vince il contrasto del Trissino ma solo per un attimo e poi fallo ancora di Cazzola. La macchia tocca per la Polla, inserimento di Tarrida, ancora la macchia, vuole liberare il piatto, si chiude bene Trissino, allora in accompagnata ci prova, diventa buona per Tarrida che di prima intenzione non centra lo specchio della porta e quindi Trissino che difende ancora il risultato. Tamiozzo scende sulla destra, pallina al mezzo che però si insacca sul retro della porta. Time out chiamato da mister Antezza quando mancano 17 minuti esatti al termine del primo tempo. Trissino 1, Newco Roller Matera 0, la firma per ora quella di Sofia Bertinato.
Boscaro e la Polla sul punto di battuta dell'ingaggio a 2, dalla capitana del Matera, che poi allarga verso Tarrida, attaccata poi la Polla da Bertinato che la salta. Ancora Tarrida, sterza e ricomincia verso Larissa Lamacchia, carica il piatto rasoterra, respinto da Tamiozzo, poi Boscaro a raccogliere la sfera, allarga il gioco verso Emma Cazzola che può puntare l'avversaria. Sull'angolo adesso Cazzola a lottare con Tarrida, Ock che diventa buona per Tamiozzo che carica il piatto, la risposta di Gaudio con il petto, la portiera del Matera. Ora Tarrida che cerca in avanti Mazzilli, appena entrata anche lei, la classe 2010, casacca numero 8 del Matera. Cazzola ricomincia per Tamiozzo, trovata Bertinato che non riesce a girare in porta, poi pallina che si alza, Cazzola arriva però prima Tarrida al posto di Boscaro. Ora cerca di uscire dalla propria metacampo la spagnola, in avanti a trovare la Polla, occhio all'inserimento in mezzo di Mazzilli. Ora Bertinato a lottare con la Polla, si trattengono le due giocatrici, tutto buono sotto gli occhi di Aide, insiste la capitana lucana. Lamacchia stringe Tarrida, Lamacchia vuole il piatto, in accompagnata la parata da parte di Rossato e poi Boscaro, mentre Bertinato esce per lasciare spazio a Toffanin. Cazzola sbaglia il passaggio all'indietro, attacca il Matera in 2 contro 2 con Tarrida che deve inventarsi qualcosa, il contatto con Tamiozzo, il bastone sulla caviglia dell'avversaria, cartellino blu e quindi sarà rigore in favore, se non sbaglio dovrebbe essere rigore. No, si riprenderà da una semplice punizione. Quindi cartellino blu. E allora il Trissino si ritroverà per 2 minuti in inferiorità numerica. E allora il tridente scelto da Carlo Bertinato è quello composto da Cazzola, Rubega e Bertinato. Per Antezza invece Tarrida, Lamacchia, le due Lamacchia, Tarrida e la Polla. Vediamo come lo gestisce. Luisa Lamacchia per la Polla, carica il piatto, la risposta di Rossato con il casco. Tanto schiacciato il triangolo del Trissino, altra conclusione respinta, ora Cazzola si invola, ha davanti a sé Luisa Lamacchia, ancora Cazzola, si fa tutto il campo, poi arriva la conclusione parata da Gaudio. Ottima l'iniziativa della numero 3 trissinese. Luisa Lamacchia dall'altra parte la fa passare per Tarrida, l'attacca Bertinato, ricomincia la Polla, Lamacchia. Ancora Tarrida, occhio all'inserimento da questa parte di Luisa Lamacchia, Tarrida, la conclusione rasoterra, larga. Ancora Matera in possesso. Tarrida finta il piatto, si scontra con il pattino di Larissa Lamacchia, serie di contrasti, arriva a fare la sua Rubega, tutto il Matera contro di sé. Rubega tiene alta la sfera, cerca di alleviare il possesso per le sue compagne, ma il Matera riconquista palla. Tarrida non stoppa bene sfera, la Polla per Luisa Lamacchia, attacca sul lato destro il Matera, occhio al piatto di la Polla, è un assist al centro per Tarrida, ma con Rossato che respinge la palla. La Polla ancora, stringe Tarrida, finta il tiro, chiude benissimo Rubega. Anche Carlo Bertinato chiede a Rubega di alzarsi. Il tentato ancora dalla Polla e poi un'altra risposta da parte di Stella Rossato. Tarrida con il piatto alto. La Polla, stanno per scadere 2 minuti di inferiorità, pallina nel mezzo che taglia tutta l'area di rigore, ma nessuna giocatrice delle Matera pronta sul secondo palo. È entrata Tamiozzo,
Ora Rubega deve uscire, è completamente sola Tamiozzo, non riesce a servire alla macchia, cerca la polla ma arriva Tamiozzo come un falco a deviare il tiro, arriva poi Cazzola a fare sua la sfera. Cazzola difende palla, esce dal retroporta, è rientrata Toffanin al posto di Bertinato che era entrata per i 2 minuti di inferiorità numerica. Pronta nuovamente anche Boscaro. E per il Matera si alza anche Chicca Maniero. Tamiozzo cerca la profondità, la trova su Boscaro, attaccata dalla Polla, poi la macchia, ancora Boscaro, serie di contrasti, non riesce a girare in porta la sfera. La macchia a riconquistare, tutto il trissino riversato nella metacampo avversaria in pressing. Tarrida cerca la palla lunga e la trova su Luisa Ramacchia che deve lottare sull'angolo. Boscaro però vince il contrasto. Tamiozzo allunga la palla per Cazzola, il blocco di Toffanin, Cazzola di rovescio, respinto il suo tiro. Ancora Trissino con Tamiozzo, si accentra, vuole liberare il rovescio, deviato forse da Toffanin, pallina che però si spegne sul retroporta. Ora Tarrida ancora in verticale a cercare Maniero, aggancia la sfera, attende lo scarico in avanti, lo trova sulla Polla, ancora poi il blocco di Chicca Maniero, la Polla, serie di finte, riconquista palla del Trissino con Tamiozzo che può puntare Tarrida, prova l'accompagnante, la parata di Gaudio, poi Toffanin di prima intenzione non riesce a centrare lo specchio della porta, poi riparte la Polla per il Matera, solito taglio diagonale, la Polla nel mezzo per la macchia che segna il gol dell'1-1, tutta sola in area di rigore e con un raso terra passa sotto le gambe di Stella Rossato. È 1-1 il Paladante, la firma di Luisa Ramacchia, che firma quindi il suo 9° gol in campionato e il 5° gol in 2 gare per la classe 97 dopo i 4 centri segnati contro la Pumas, ma il Trissino passa subito in vantaggio con la deviazione di Boscaro sul tentativo della distanza di Tamiozzo. La deviazione vincente dovrebbe essere quello di Maria Boscaro, è durato un nulla il pareggio del Matera, il gol quindi di Boscaro, 6° gol per lei in campionato per la classe 2010. Trissino che quindi ritrova subito il vantaggio, è durato appena 6 secondi il pareggio di Luisa Ramacchia. Boscaro intercetta, Tarrida fa lo stesso, poi insiste verso la Polla che controlla, allarga per Maniero, ancora la Polla, Maniero cerca la pallina nel mezzo, la macchia ma arriva Stella Rossato a chiudere tutto e poi dar palla a Elena Tamiozzo. Pallina nel mezzo a cercare ancora Tamiozzo, arriva Chicca Maniero a fare sua la sfera, attaccata da Boscaro, pallina per la Polla, serie di ganci, la Polla in area di rigore, Stella Rossato a chiudere la porta e poi fallo in attacco di Luisa Ramacchia. Altra percussione della capitana lucana, ma altra ottima risposta di Rossato. Occhio a Tarrida centralmente, si vuole l'accompagnata, ancora Rossato a respingere, poi il tentativo di prima intenzione di la Polla, poi va a lottare con Tamiozzo, vince il contrasto alla capitana del Trissino, palla in avanti a trovare Toffanin, Boscaro a marcare in area di rigore. Occhio a Cazzola, finta il piatto, poi Tamiozzo, Toffanin, blocco di Boscaro, Toffanin prosegue sul retroporta, tutto chiuso il Matera, Toffanin riesce a passare, scarico all'indietro per Tamiozzo, può caricare il piatto, invece è un passaggio verso Cazzola, eccolo il suo piatto, deviazione ancora tentata da Boscaro, ci ha preso gusto la classe 2010, ancora Tamiozzo e questa volta è Cazzola a deviare in maniera pericolosa, pallina che però si spegne sul retroporta. La Polla adesso impostare quando mancano 9 minuti al termine del primo tempo, Trissino avanti 2-1. La Polla rischia tantissimo su Toffanin che riconquista sfera, allarga il gioco per Cazzola che è passata ma solo per un attimo perché arriva Chicca Maniero velocissima
a recuperare sull'errore difensivo delle compagne. Tarrida sbaglia anche lei passaggio, momento di difficoltà adesso per il Matera, che sembra aver subito psicologicamente il gol del 2-1. Qui attenzione, con il direttore di gara col logo Contamiozzo che ci becca un cartellino giallo probabilmente per proteste. Se la ride la capitana del Trissino. Doppio cambio pronto per le padrone di casa, pronte Rubega e Bertinato, mentre Rossato chiede al direttore di gare di poter pulire la propria visiera. Ecco che esce Cazzola ed esce anche Toffanin al posto delle due giocatrici nominate poco fa. Un time out volante praticamente, quando Bertinato che dà indicazioni alle proprie giocatrici. Poi ricordiamo, non convocata per scelte tecniche, Sofia Borgonovo, un'altra giocatrice importante per il Trissino, scuola Monza. Ancora colloquio, lui Said e Elena Tamiozzo si chiariscono, la giocatrice e il direttore di gara. Si riparte, Trissino in possesso, Bertinato sulla sinistra, lascia sul posto la Polla, Bertinato a piazzare, la risposta di Gaudio, ancora Trissino in possesso però. Rubega ancora attacca sulla sinistra, Laura Rubega seguita da Chicca Maniera, raddoppiata, e poi Tarrida a riconquistare palla. Break ora del Matera, 3 contro 2. La macchia, la Polla chiude bene il Trissino con Bertinato. Ora prosegue sul retroporta il gioco offensivo del Matera con la Polla e Tarrida, costretta a ricominciare da Chicca Maniero. Scende sulla sinistra, pallina nel mezzo che taglia tutta l'area di rigore, e poi Bertinato in posta, cerca di prendere velocità, salta la macchia, sterza e ricomincia. Tamiozzo, Rubega si accentra, serie di finte, non trova lo spazio per il tiro, poi fallo commesso da la Polla. Sale a quota 3 il Matera contro i 2 del Trissino. Tamiozzi, prima intenzione, era su terra, parato. Poi Bertinato più veloce di Maniero. Giocata in avanti, arriva a destinazione sulla stecca di Boscaro. Tamiozzo, scarico per Bertinato. Vediamo se va alla conclusione. Bertinato, tanto spazio. Ancora Bertinato, il contatto sotto gli occhi di Luis Said. Tutto buono, secondo il direttore di gara. Attacca il Matera con Tarrida. Tarrida, deviazione. Brava Rossato, non lasciarsi prendere in inganno. Poi Boscaro, pallina che passa, un po' di confusione era nelle parti del Trissino. Tarrida, lo scarico per Maniero, prima intenzione parato praticamente da Rubega. La Polla, time out chiamato intanto da Carlo Bertinato. Cos'è da fuori? Ancora la deviazione di Luisa Lamacchia. Questi sono i suoi gol e il Matera pareggia ancora una volta 6,54 con la doppietta da parte di Luisa Lamacchia. E 2-2 al Paladante. Ora il time out chiamato da Carlo Bertinato, tutto da rifare ancora una volta per il Trissino, che stava gestendo bene, poi il tiro ancora una volta da fuori, la deviazione sotto porta di Lamacchia e il gol quindi del 2-2.
Si riprende dopo il pareggio firmato da Luisa Lamacchia quando mancano poco meno di 7 minuti al termine del primo tempo. Ancora Boscaro dall'altra parte, poi la conclusione di Tamiozzo. Sempre pericoloso il trissino dalle parti di Gaudio. Pallina poi recuperata da Bertinato. Respinta dalla Polla, pallina che passa, chicca Maniero, attenzione dall'altra parte, Maniero rasoterra di poco a lato rispetto al palo difeso da Rossato. Attacca ancora il trissino con Bertinato, larga Boscaro, servita da verso 2010 ancora per Bertinato che da pochi passi non trova il gol del vantaggio. Palla gol enorme per il trissino sulla stecca di Sofia Bertinato. Poteva riportare per la terza volta in vantaggio il trissino. Time out chiamato anche da mister Antezza per questo finale di primo tempo. La macchia sul retroporta, cerca lo scarico, lo trova su Tarrida, gancio, respinta e poi fallo in attacco da parte della Spagnola ed eccolo il time out chiamato da mister Antezza. Si riprenderà da una punizione in favore delle padroni di casa. Tamiozzo, Rubega, Cazzola e Bertinato contro Tarrida, La Macchia, Maniero e La Polla, i due quintetti titolari quindi scelti per questo finale di primo tempo. Rubega lascia palla a Tamiozzo, quasi si scontrano le due trissinesi. Cazzola punta, neanzi schiaccia, la conclusione parata da Gaudio. Poi Bertinato in contrasto, lascia palla a Tamiozzo, può caricare il piatto, è un passaggio per Cazzola, ancora Gaudio, ancora Cazzola, poi in sottogamba, Emma Cazzola riporta in vantaggio per la terza volta il trissino con un tocco da fuori classe, ancora Emma Cazzola. La classe 2011 trova il settimo centro in campionato con un tocco da un angolo difficilissimo. Il trissino torna in vantaggio in questo finale di primo tempo. Rubega, occhio all'inserimento centrale di Tamiozzo, servita Tamiozzo, poi passaggio che non arriva, Bertinato, poi il contrasto netto tra La Polla e Rubega, non ci sono dubbi, è rigore per il trissino che allora ha una grande chance di portarci sul +2 in questo finale di primo tempo. Proteste di Chicca Maniero e allora è Tamiozzo contro Valentina Gaudio. Capitana del trissino, capocannoniera con 20 gol. Sbagliato 2 rigori, entrambi contro il Valdagno nell'unica sconfitta del trissino in questa stagione. Arriva Tamiozzo sotto l'incrocio imprendibile, il trissino è avanti 4-2, una conclusione perfetta da parte della capitana del trissino. E a 4,57 all'intervallo, trissino 4, Matera 2, rigore perfetto di Elena Tamiozzo. Sono 21 i gol in campionato per la giocatrice ex Benfica. Ora vedremo come gestirà questo doppio svantaggio il Matera.
Cazzola. Tamiozzo stringe Rubega, occhio al rovescio e poi ancora Bertinato, non riesce a buttare in porta il potenziale 5-2. Ora Tamiozzo contrasta duramente Pamela Lapolla. Poi ci sono proteste dalla panchina lucana ed è giallo quindi per la panchina ospite. Sentite le indicazioni di Carlo Bertinato. Ora la Polla, pallina nel mezzo, Rossato ad allontanare il pericolo, attacca il Trissino in break, 3 contro 2. Tamiozzo a gestire i ritmi per questo finale, pronta anche Larissa Lamacchia. Ora Bertinato, Tamiozzo sbaglia un po' il controllo, litiga un po' con la sfera la capitana del Trissino, che ora va a contrasto con l'altro capitano in campo, recupera Tarrida ora per il Matera. Tarrida deve ricominciare, si è chiusa bene il Trissino, la Polla viene fuori dal retro della porta, poi Tarrida e Bertinato in contrasto. Alla meglio la trissinese, che ora imposta bene verso Cazzola, può stringere Rubega, invece Cazzola preferisce andare sulla destra, chiusa da Larissa Lamacchia. Rubega sul retroporta, difende palla sull'attacco di Tarrida e anche quello di Maniero, non riesce a scaricarla all'indietro, recupera palla la Polla, non prende velocità, aspetta l'inserimento di Maniero sul lato corto dell'area, respinge Stella Rossato e poi Bertinato, chiamare calma per le proprie compagne. Ora però prende spazio e velocità, larga Cazzola, servita. Tamiozzo ha un po' di campo per attaccare in un 1 contro 1, chicca Maniero. Tamiozzo chiama velocità anche Carlo Bertinato nella gestione del possesso palla. Rubega in mezzo a due, rischia molto. Tamiozzo a recuperare, poi scadono logicamente 5 secondi di gioco passivo e quindi si riprenderà da una punizione in favore del Matera. Ora esce Laura Rubega ed entra Maria Boscaro per questi 2:47 che mancano al suono della prima sirena. Con Stella Rossato che ha dovuto mettere a posto la propria visiera. Ottima fin qui la prestazione della numero 10 trissinese. Lamacchia e Maniera sul punto di battuta, cerca l'inserimento Tarrida, marcata stretta da Bertinato, costretta a girare palla al Matero lungo la linea di metacampo. Lamacchia scarica per Maniero, ancora Maniero seguita da Boscaro, poi prova la conclusione debole, facile respinta di Rossato, poi la Polla, salta Boscaro, arriva il raddoppio di Bertinato, tutto buono, riparte Trissino con Boscaro, punta in un 1 contro 1, Boscaro accompagna bene Sfera, la deve difendere, arriva sull'angolo, ottimo il contrasto, triplicata, riesce comunque a vincere il contrasto. Occhio a Bertinato che ha un po' di spazio, sterza, ma poteva forse scegliere di andare sul laterale, voleva rientrare per andare forse a una conclusione più centrale. Tamiozzo subisce fallo da Larissa Lamacchia. Con calma il Trissino a battere questa punizione. Cazzola punta, sterza, vediamo se arriva lo scarico, arriva sul retroporta, non gli permettono l'altra scaccia. Tamiozzo, piatto, cercata la deviazione di Boscaro, anticipata però da Pamela Lapolla.
che ora scende sulla sinistra, scarica per Tarrida e ricomincia da Checca Maniero. Ancora la Polla da avere anticipata dalla stecca di Bertinato. Ora Tamiozzo in verticale a trovare Boscaro, attaccata dalla Polla che commette fallo. E allora il Matera sale a quota 5 falli di squadra contro i 3 del Trissino. Tamiozzo, il tiro viene respinto dalla difesa avversaria, poi c'è il fallo anche di Bertinato. Ora la Macchia e la Polla cercano di allungare la propria squadra per uscire dal pressing messo in campo dal Trissino. La Polla ha un po' di spazio, allarga per Maniero, ancora la Polla al centro. Rossato riesce in qualche modo, ma ancora il Matera in possesso palla. Maniero. Occhio alla rissa della Macchia che ha un po' di spazio, viene schermata da Bertinato. Occhio all'inserimento di Tarrida, la cerca Maniero, Tarrida prende palla ma arriva poi la chiusura perfetta di Bertinato, allarga il campo per Cazzola, cercata Boscaro al centro, passaggio troppo alto, poi contrasto tra Boscaro e la Polla irregolare secondo lui side e quindi parità anche per i falli. 5-5. Maniero, arriva Tarrida incontro alla sfera, vuole il piatto, si allarga per Maniero a contrasto con Rubega. La Polla, l'anticipo di Rossato sulla conclusione debole da parte della capitana lucana. Ora Cazzola, pallina in avanti, trova Boscaro, a Tamiozzo, libera Tamiozzo, Gaudio riesce a parare in questo finale. Il Trissino ha avuto la palla del 5-2 che poteva mettere un punto esclamativo in questo primo tempo, che termina però con il risultato in favore del Trissino 4-2. Le reti di Tamiozzo, Cazzola, Bertinato e Maria Boscaro. Per il Matera invece la doppietta di Luisa Lamacchia. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo tra Hockey Trissino e Nuco Roller Matera.
Pronti per il secondo tempo tra Hockey Trissino e Nuco Roller Matera, padroni di casa avanti 4-2 grazie alle firme di Elena Tamiozzo, Cazzola, Bertinato e Maria Boscaro per il Matera. La doppietta di Luisa Lamacchia, mentre sentite in sottofondo il tifo dell'armata trissinese per dare ancora più spinta alle padroni di casa che hanno giocato un ottimo primo tempo, pressing a tutto campo contro un Matera che ha faticato di più nel creare gioco nella metà campo avversaria. I 2 gol sono arrivati su una disattenzione difensiva e su una deviazione di sempre Luisa Lamacchia. Ora Bertinato con Cazzola, Rubega e Tamiozzo, il quartetto scelto da Carlo Bertinato. Luisa Lamacchia, Tarrida, La Polla e Maniero invece quello scelto da mister Antezza. Tamiozzo trova in verticale Rubega sul retroporta, riesce a passare bene, poi a scaricare palla su Cazzola. Tamiozzo vuole caricare il piatto, mira sbagliata da parte della capitana. Ora Maniero conquista sfera per le proprie compagne, in avanti a cercare Luisa Lamacchia, l'anticipo di Tamiozzo, occhio dall'altra parte c'è Bertinato, Tamiozzo rientra, ancora Tamiozzo non trova la doppietta personale e il potenziale 5-2. Ci è andata vicina anche nel finale di primo tempo la capitana del Trissino. La Polla nel mezzo per Luisa Lamacchia, pulisce la propria area di competenza Stella Rossato. Cazzola prende velocità, pallina nel mezzo e poi Gaudio allontana il pericolo. Cazzola in area di rigore, ancora Bertinato, arriva a mettere tutti d'accordo. Chicca Maniero, si trova davanti a sé Rubega e Tamiozzo, costretta a ricominciare da dietro il Matera. Tarrida nel mezzo con La Polla e poi Rossato chiude lo specchio della propria porta. Poi ingaggio 2 chiamato dal direttore di gara. Poi pallina che esce nel rettangolo di gioco. Sarà punizione ancora in favore del Matera con La Polla a impostare. Lascia palla a Chicca Maniero, stringe Tarrida. Poi il fallo fischiato ai danni di Rubega. E allora si sale a quota 6 per il Trissino, ancora 5 invece i falli commessi dal Matera. Guardate Cazzola in marcatura altissima sulla Polla, così come Bertinato su Maniero. Punizione battuta con la macchia, la steccata forse sui parastinchi di Rubega. Ancora La Polla in accompagnata però alta rispetto alla traversa difesa da Rossato. Tamiozzo in posta verso Cazzola, ma il passaggio è leggermente lungo. Poi Tarrida si aiuta con i pattini per riconquistare palla. Ora La Polla per Maniero in girata da un angolo strettissimo, non trova la via del gol. Ora Rubega rischia molto, riesce ad uscire ma solo per un attimo dalla metà campo. Ora il Matera in pressing, Cazzola, scadono però i secondi di gioco passivo. Quindi nuova punizione per le Lucane sulla tre quarti offensiva. Maniero e Tarrida sul punto di battuta. Si fa vedere La Polla e poi dialoga con Tarrida. Ancora La Polla, rovescio, ancora per la terza volta e sempre Luisa Lamacchia in area di rigore. La deviazione sono sempre le sue. Tripletta per la classe 97 e il Matera che si fa sotto in apertura di secondo tempo con il terzo gol appunto di Luisa Lamacchia.
Riparte il Trissino con Tamiozzo, difende bene palla, pallina nel mezzo e il gol ancora di Sofia Bertinato che trova la sua doppietta personale e il Trissino ritorna nuovamente sul +2, il 5-3, la doppietta personale ancora di Sofia Bertinato. Brava ancora una volta a seguire l'azione delle proprie compagne nell'essere la più lesta sotto porta. E 5-3, ancora una volta il Matera aveva trovato l'accorcio come nel primo tempo, ma dura pochi secondi e il Trissino quindi si porta sul 5-3. Ora commette anche fallo Tamiozzo. Avvio di secondo tempo intenso, il Paladante. Ora la macchia cerca di ostruire la visuale di Rossato, su di lei c'è la marcatura stretta di Tamiozzo. Vedete le due come lottano, anche la punizione battuta con la Polla che tocca per Tarrida, schema che non funziona, il Trissino quindi si alza il pressing, Tarrida, c'è Rubega a dare fastidio, il Trissino, scusate, il Matera cade sul gioco passivo. Bertinato si rischia sul raddoppio, Cazzola, poi la macchia, Maniero velocemente dalla Polla, ancora la macchia, non si chiude il triangolo perché c'è l'ottima difesa da parte di Tamiozzo. Ora Bertinato è completamente libera al centro dell'area, non riesce a servirla la propria compagna. Tamiozzo prende velocità Rubega sulla sinistra, scarico al centro per Cazzola che non controlla la sfera. Bertinato deve uscire dal pressing di La Polla, riconquista palla Tarrida, occhio alla Polla sull'out di sinistra, Tarrida la cerca con lo sguardo ma il Trissino si chiude bene in zona difensiva. Eccolo il primo cambio del Matera, è pronta la rissa la macchia al posto di Berta Tarrida. Cazzola scende sulla destra, pallina per Rubega, in accompagnata parata poi da Gaudio, occhio al contropiede del Matera con la Polla, la conclusione respinta dalla stecca di Tamiozzo. Ora il break, ce l'ha il Trissino, 3 contro 2, arriva Tamiozzo in corsa, agganciata ancora, Tamiozzo in accompagnata, Gaudio risponde, ancora Trissino in possesso, Rubega, Tamiozzo, scarica per Bertinato, blocco di Cazzola, ci pensa per un attimo Bertinato, ora chiama il cambio, entra al suo posto Boscaro. Tamiozzo, Boscaro scende sulla destra, ora sul retroporta, pensa per un attimo all'alza schiaccia, Rubega, ancora Boscaro, spazio al centro, Boscaro in accompagnata, respinta dalla difesa del Matera che ora riparte con Checca Maniero, non c'è tutto il Trissino in difesa, allora deve gestire il possesso i ragazzi di Valerio Antezza che ora perdono palla con Tamiozzo che invece recupera, finta il tiro, poi per Boscaro, pallina per la conclusione di Rubega, grande parata invece di Gaudio in due tempi, allontana il pericolo, poi la macchia in avanti a trovare la sorella, lo scarico per la Polla. Conclusione da fuori, Rossato respinge e Tamiozzo accomoda sulla propria stecca. Cazzola non passa sulla Polla, ma c'è un fallo anche in attacco del Trissino. E occhio che adesso sono 8 i falli commessi dalla squadra di casa. La Polla dalla distanza. Lo scarico per la Polla, c'è Boscaro che dà fastidio al possesso, 10 secondi per il Matera per gestire, lo fa molto male perché recupera palla facilmente Tamiozzo. Rubega difende palla, entra in aria, Gaudio ci mette il gambale, poi la macchia in verticale, recupera Cazzola, Tamiozzo che centra, prova la conclusione respinta
E poi Maniero a farla sua, occhio all'inserimento al centro di La Macchia, pallina che non arriva a destinazione dell'inserimento di Cazzola che poi difende molto bene Sfera e permette al Trissino di gestire un nuovo possesso, mentre continuiamo a sentire in sottofondo la spinta dell'armata trissinese con una buona cornice di pubblico al Paladante, mentre il Trissino attacca ancora con Rubega, a cui viene commesso fallo. Tamiozzo lì nel centro cercando la deviazione di Boscaro, che poi trova il dialogo con Cazzola ma non si chiude il triangolo, deve uscire dalla retroporta, non riesce a trovare il passaggio giusto. Maniero ad anticipare, poi pallina nel centro, non arriva la deviazione di Larissa La Macchia sul secondo palo, ancora la numero 20 Lucana a lottare sull'angolo con Rubega, è tutto buono. E poi Tamiozzo recupera velocemente in avanti a trovare Cazzola, il blocco di Boscaro lo sfrutta Cazzola, il tocco di La Polla, chiamava il fallo nel classe 2011 che ora perde palla, ma c'è anche il fallo di La Polla. Mentre rientra in campo Berta Tarrida al posto di Luisa La Macchia, la campionissima spagnola che ha fatto la storia nell'hockey femminile spagnolo, cresciuta nel Villanova, poi Reus, ha difeso la maglia del Voltregà per diverse stagioni, per poi firmare con il Matera nella stagione 2023-2024. Anche il Matera sale a quota 8 falli di squadra. Recupera palla la squadra di Antezza, ora riparte con Tarrida e La Polla al limite. La Polla in accompagnata, pallina alta e di facile preda della difesa trissinese. Tamiozzo, Rubega stringe Boscaro, Rubega scende sulla destra, tutta il Matera all'interno della propria area di rigore. Spazio ora per Tamiozzo sulla sinistra, Tamiozzo in area di rigore, lo scarico e quasi l'autorete del Matera con Berta Tarrida che poi fa sua la palla. La Polla, ancora Tarrida anticipata da Rubega, alla meglio ancora l'esperienza della spagnola. Ora La Polla perde palla su Tamiozzo, poi punizione già battuta con Cazzola, c'era Boscaro tutta sola, non l'aveva vista Cazzola. Ora Boscaro lavora bene in area di rigore, pallina che rimane lì e poi il fallo in attacco della numero 11 trissinese. Si è accesa la luce rossa del Matera e quindi al prossimo fallo di squadra sarà tiro diretto in favore del Trissino. Maniero in avanti a trovare La Macchia, poi la fa sua Boscaro che cerca di entrare in sottogamba, si scontra quasi con Rubega, arriva Tamiozzo, ancora Boscaro, Tamiozzo, il fallo è stato commesso in attacco e poi il time out chiamato ora mister Antezza quando mancano 15:17 al termine della gara. Trissino avanti 5-3 sul parziale.
Riparte il Matera con Tarrida. Blocco di La Polla, Tarrida dalla distanza. Larissa Lamacchia ha cercato di imitare la sorella in deviazione, mentre per il Trissino è rientrata anche Toffanin al posto di Rubega. Tamiozzo prende campo Bertinato. Toffanin seguita da Maniero, riparte da dietro. Bertinato respinge Gaudio con il Trissino che continua a macinare gioco nella metà campo avversaria. Il Matera fa un po' di fatica a riconquistare palla, forse comincia a sentirsi anche la stanchezza per la squadra ospite. Boscaro attaccata da La Polla, riesce ad andare sul retroporta da Toffanin. Occhio Toffanin, ancora bella la giocata, lascia palla, Boscaro con una sassata la infila sotto la traversa. Il Trissino scappa a 14:03 con la doppietta di Maria Boscaro, ma parte del gol va dato anche a Elena Toffanin, che ha fatto un'ottima azione personale, ha lasciato palla a Boscaro che con una sassata trova il 6:3. E per il Matera ora si fa veramente dura, oltre che dal punto di vista fisico anche da quello psicologico. La Polla accompagnata, parata, arriva la conclusione di Lamacchia, ma ancora Stella Rossato si prende la scena di parare, mentre è entrata anche Vanessa Mazzilli. Toffanin in anticipato il suo passaggio proprio da Mazzilli. Lamacchia porta palla alla 46 sul retroporta, scarica per La Polla, in marcatura c'è Tamiozzo. La Polla all'inserimento di Mazzilli, non si chiude però la linea di passaggio, tiro da fuori, ancora la deviazione di Lamacchia. Toffanin, scontro con Tarrida regolare secondo il direttore di gara. Mazzilli attaccata da Tamiozzo, riesce ad andare da Tarrida. Lamacchia anticipato, può correre ancora Boscaro. Boscaro in sottogamba, Boscaro va vicino anche lei alla tripletta personale. Poi Toffanin a riconquistare palla, pallina ancora per Boscaro, su di lei c'è Tarrida. Boscaro, giro della porta, Toffanin retroporta, alza e schiaccia, Gaudio allontana, poi La Polla raccoglie, finta il tiro e poi si ricomincia da Mazzilli. Lamacchia cerca lo scarico al centro, arriva Mazzilli a fare sulla palla, attende l'inserimento di Tarrida, chiude benissimo Bertinato, lascia palla a Tamiozzo, vediamo se si chiude il triangolo. Bertinato in raso terra non riesce a trovare la via del gol. Ora Tarrida lancia in avanti Lamacchia, la alza ancora Lamacchia, chiude Stella Rossato e poi Bertinato a fare sua la sfera. Lascia palla ancora a Boscaro, particolarmente ispirata questa sera. Poi Tamiozzo sul retroporta. Toffanin l'attende Berta Tarrida, poi sbaglia il retropassaggio, riconquista palla Mazzilli, tocco per La Polla, allora la macchia chiusa perfettamente da Bertinato, poi trattenuta da La Polla, si lascia giocare ancora Bertinato, al limite lato corto dell'area, poi quasi si scontra con Toffanin. Un po' di confusione in mezzo al campo, alla meglio il Matera con La Polla che riconquista. La Polla in area, La Polla, la parata, poi 3 giocatrici a terra in area di rigore, tutto buono secondo l'arbitro, riconquista palla Toffanin.
Ora le squadre sembrano anche allungarsi. Comincia a mancare fiato per ambo le squadre. Tamiozzo. Pallina nel mezzo con Bertinato che aveva attaccato bene il primo palo. Attaccato ancora Bertinato da Tarrida, spazio per Toffanin, deve andare a concludere, prova il piatto, respinta da Gaudio. Il tentativo con il piatto di Elena Toffanin. Tarrida a trovare la macchia nella metacampo avversaria. La Polla vuole lo scarico, lo trova su Tarrida, stringe Maniero, la conclusione da fuori, forse la palla era alta, non secondo l'arbitro. Poi la Polla ancora a conquistare palla, pallina per Tarrida, il piatto raso terra, respinto dalla difesa trissinese. Cazzola a fare sua la sfera, porta palla dal numero 3, cerca nel mezzo Boscaro, poi riconquista Tarrida, Cazzola fa lo stesso, attende l'inserimento di Toffanin, pallina nel mezzo ancora per Boscaro, e poi non riesce a girarla in porta. Maniero, per la Polla, prova a impostare il gioco nella metacampo avversaria il Matera. La macchia in possesso di lei Cazzola, Maniero di prima intenzione, la risposta di Rossato diventa un contropiede, 2 contro 1 con Cazzola che gioca per Tamiozzo che la mette sul 7-3. Elena Tamiozzo mette veramente il punto esclamativo a questa gara, dominio totale del Trissino contro le campionesse d'Italia in carica, e Tamiozzo quindi fa doppietta. 7-3 per il Trissino. Il Matera sembra quasi non averne più, fatica a reagire la squadra di mister Antezza, con il Trissino che invece prosegue sull'onda dell'entusiasmo. Tarrida, Maniero, seguita da Rubega, la porta a spasso e poi gioco passivo. Rubega ancora, si fa tutto il campo, poi pallina che rimane lì, riconquistata poi dalla macchia che gestisce verso Tarrida. Poi Rubega, contrasto falloso su Tarrida, e anche il Trissino sale a quota 9 falli di squadra. La pallina vagante in area di rigore, questa volta Rossato si fa trovare pronta sulla deviazione da pochi passi ancora di Luisa La Macchia. La Polla, conclusione larga. Maniero, la Polla, conclusione dal limite, poi pallina che rimane lì, si alza e poi il rigore in favore del Matera. Protesta timidamente Toffanin. E poi il giallo mostrato a Luisa La Macchia, forse per proteste, e rigore quindi in favore del Matera. Sarà La Macchia contro Stella Rossato per provare a riaccendere il finale di questa gara. La classe 97 già autrice di una tripletta. Parte La Macchia sulla destra di Stella Rossato, il Matera accorcia a 7,52 con il poker di Luisa La Macchia. Vedremo se questo gol può dare una scintilla al Matera. Cazzola passa in area di rigore, poi Gaudio di testa quasi a fermare il numero 3 del Trissino.
Ora Maniero imposta, occhio al corridoio per la Pola, poi la chiusura di Tamiozzo che risulta come se avesse segnato, riparte Cazzola sulla destra, stringe con Tamiozzo a rimorchio che poi a sua volta gestisce il possesso palla. Cazzola alza, schiaccia, risposta di Gaudio e poi il contrasto regolare tra Cazzola e la Polla. Tutto buono, riparte ancora la squadra di Antezza con la Polla trovata da Tarrida sul lato corto dell'area, pallina nel mezzo, respinta da Rossato, raccolta da Cazzola che se l'allunga e poi Maniero riesce a pulire l'area, Toffanin a proseguire e Tarrida a mettere tutti d'accordo. Cerca la profondità, la trova sulla macchia, pallina nel mezzo, la Polla con una mano, la risposta di Rossato, poi Tamiozzo, larga c'è Rubega, scelta, Rubega in aria, se l'allunga troppo nel momento del tiro. Potenziale ancora una volta palla gol per il Trissino, ora la Polla nel mezzo. Toffanin attaccata dalla Polla, il fallo l'ha commesso la numero 9 trissinese. La Polla fa il giro di tutta la porta, respinta però da Stella Rossato. Ora Toffanin apre benissimo il campo per Tamiozzo, tiro largo vicino al 8-4 il Trissino. Maniero dall'altra parte, arriva la chiusura di Tamiozzo, poi la Polla la fa passare, non si capiscono le due giocatrici. Velocemente Cazzola per Tamiozzo, pallina per Rubega che non arriva a destinazione però la sfera. Rubega raccoglie, diventa buona per la macchia che cerca di impostare. Matera ha difficoltà, poi sfera che esce da rettangolo di gioco a 5:34, time out chiamato da mister Antezza. Si ricomincia, 5 minuti e mezzo al termine. Mentre stanno, attenzione ancora la macchia pericolosa dalle parti di Rossato. Sempre lei pronta a deviare le palline vaganti che arrivano all'interno dell'area di rigore. Eccola la macchia, cerca Maniero, Rossato allontana il pericolo alzando sopra la propria traversa. Tamiozzo imposta per Boscaro, anticipato il suo passaggio verso Bertinato dalla stecca di Tarrida, poi la Polla riesce con una bella giocata ad andare da Maniero, pallina ancora per la macchia di testa, Rossato in spostamento a respingere il potenziale 7-5. La Polla ancora, Maniero, la Polla cerca di disorientare Bertinato. Tarrida non ha lo spazio per andare a concludere, ottima la difesa del Trissino, è ancora attenta invece Rossato con il gambale ad allungarsi.
Tamiozzo per Bertinato, che poi gestisce verso Boscaro. Cazzola velocemente da Tamiozzo. Boscaro cerca la palla in verticale in quanto il trissimo stava per scadere. 45 secondi per andare a concludere. Ora Tarrida lascia palla alla Polla che imposta verso Maniero sul lato corto dell'area. Ancora una volta è la macchia in area di rigore a cercare di deviare. Recupera palla Bertinato, break del Trissino, 2 contro 1. Bertinato per Boscaro, l'anticipo di Tarrida, poi Boscaro non riesce a dare potenza alla conclusione. Riparte velocemente il Matera con Tarrida, arriva la Polla con un treno, la Polla in aria ancora. Stella Rossato a parare per le proprie compagne. Ora accenna il pressing il Matera, si dispone bene il Trissino con Cazzola, lato corto dell'area. Cazzola, Gaudio para e poi la macchia raccoglie la respinta corta, ma Cazzola ancora da dietro a rubare palla. Un altro break del Trissino, 3 contro 2 con Tamiozzo, scelta Cazzola, il delirio del Paladante con la doppietta di Emma Cazzola, conclusione che passa sotto le gambe di Gaudio e il Trissino va sull'8-4 da 2:51 dal termine. Anche Emma Cazzola firma la propria doppietta personale. E c'è un cambio anche in porta per il Trissino, fuori Rossato. Ottima la prestazione della numero 10 trissinese. Al suo posto entra Sofia Sanson. Tarrida al lato corto dell'area, deve così scattare anche l'arbitro. Maniero lo fa proseguire per la Polla, poi Boscaro a dare fastidio sul tentativo della capitana lucana. Scarica per Tarrida, piatto respinto dalla difesa trissinese. Ancora Tarrida da fuori, pallina respinta da Cazzola che sembra aver accusato il colpo. Tamiozzo non riesce a uscire dalla propria metà campo il Trissino. Maniero, la macchia si allarga sul rovescio, poi sbaglia la lunghezza del passaggio. La Polla, arriva Bertinato, la fa passare per Tamiozzo, se la alza e recupera palla, gestisce i ritmi ora il Trissino. Tamiozzo a cercare Bertinato, la difesa di Luisa la macchia, poi cerca e trova Maniero sul lato sinistro della pista. C'è Cazzola, c'è il raddoppio di Bertinato che va a rubare palla, non finisce di andare in pressing il Trissino. Tamiozzo non controlla palla. Allora, gioco passivo del Trissino. Tarrida, pallina nel centro, un po' di deviazioni. Ancora Rossato a cercare di pulire la propria area, proteste di La Polla, riparte il Trissino con Bertinato e Tamiozzo. Ora Bertinato davanti a Maniero, conclusione che si spegne sui parastinchi della numero 7 Scuola Novara. La macchia, La Polla, conclusione parata da Sanson. Poi Tarrida con il piatto, ancora una volta. Indovinate la deviazione di chi è stata? Sempre di Luisa La Macchia. Quinto gol per lei questo pomeriggio. E il gol dell'8-5. No, il gol viene assegnato a Berta Tarrida. Fatto sta che il risultato non cambia. 8-5 in questo finale di gara alla rete di Tarrida. Rubega
giro della porta, poi lo scarico verso Bertinato, attaccata da Maniero, anche dalla Polla, le fa fuori entrambe, poi recupera da dietro ancora la Polla, imposta centralmente verso la Macchia, conclusione da fuori, anzi no, un passaggio per Chicca Maniero, al centro, Tamiozzo se la accomoda e allora il Trissino si porta a casa 3 punti importantissimi, vince ancora una volta il Paladante contro le campionesse d'Italia in carica, risultato roboante 8-5 grazie alle doppiette di Tamiozzo Cazzola, Bertinato e Maria Boscaro per il Matera, 4 gol di Luisa Ramacchia e poi nel finale quello di Berta Carrida. Il Trissino quindi conquista 3 punti che la proietta come prima in classifica con il Matera, con una partita in meno che dovrà recuperare nel prossimo turno. Ora il Trissino dovrà affrontare invece nel prossimo incontro il derby a Valdagno al Palalido il prossimo 29 marzo con il Trissino che vorrà riprendersi la vittoria dopo la sconfitta in casa contro il Valdagno di Zarantonello, mentre il Matera dovrà affrontare l'Hockey Club Emilia alla Tenso Struttura. Io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata, ricordando che alle 18 ci sarà la gara tra Hockey Trissino e AFP Giovinazzo Valevole per la Serie A1 maschile.